Io l'indomani mattina, come sempre, mi alzo, perché io mi alzo presto la mattina. Molte persone si alzano presto. Io, anche se mi curco tardi, la mattina mi piace alzarmi presto, con tempo a giorno. Questo è bello, sì. Mi piace, se poi magari a sera mi calo sonno, mi vai a cuccare più presto, però mi piace la mattina, bello, l'aria fredda, frescante. Mi faccio il primo caffè, mi faccio io. Lei non so fa lei? No. No, io mi faccio io il primo caffè. Sì, piglia la caffettiera, mi piace. Fatto. Mia moglie Sua moglie dorme, signora. Si do letto, si arrusbiglia, si susa, si mette a dita e dorme. Sempre. Dorme sempre. Dorme sempre. La signora crocifissa dorme. Io invece mi piace che la caffettiera, mi rapo, e mi controllo la guarnizione, ci metto l'acqua, ci calo cose, ci metto caffè, chiudo la caffettiera, mi piace a manovra. Esatto, e lei, da quello che ho capito, si fa il caffè proprio con la caffettiera antica. La caffettiera antica. Con la moca. Con la moca. Sì, così si chiama. Sì, la moca si chiama. Con la moca mi chiamo. Con la moca mi faccio il caffè io. Mi piace. Beh. Piglio posporo, aggiungo gas, metto la caffettiera, ci metto l'acqua, ci calo cose, ci metto caffè. Che c'è? Certe volte mi scordo a mettere il caffè. Cioè lei prepara la caffettiera, ci mette l'acqua e non ci mette il caffè. Certe volte mi scordo un sonnacchiato e macchiana solo l'acqua. E certo, cosa vuole cacchiana? Arrivato a un punto, siccome mi faccio conto, a pezzare io posporo, e pezzato il gas. Se consuma la guarnizione mi pare brutto chitarla, ci metto una foglia da dare e mi faccio la coglia. Certo, è chiaro, vabbè. Io sono... Guardi, mi fa ridere, lei mi fa ridere. Io sono l'unico in tutta Italia che si fa la coglia da caffettiera. Certo. Io vorrei sapere, ecco, se c'è qualcuno che lo fa, ce lo comunichi in qualche modo. Però questo, perché chi è Zambalè? Ma che è Zambalè? Ma che dice Zambalè? Che c'è, signor Caneve? Quindi vero, è il moscone del signor Liceo. Sì, perché io non mannavo a mia, Sì, viene dopo. Basta, signora Rosa, questo però è caffè, mi faccio verso d'inverno verso i 6 di mattina, ma d'estate magari verso i 5, no? Quindi poi quando esco da casa c'hai bisogno del caffè vero che lo do a bar. Quindi quella sera io, tornato da Cimena, mi accorcare. Domani mattino era di estate, messo sì presto. Ya, perché ci stai contando una fiaba? Sì, lei ha cambiato improvvisamente tono di voce, non so perché. E me ne andò. Andò? Era prima. Me ne andai, mi suggerirono, non dice qualcuno che l'ha detto. Sì, grazie, cerchi di essere onesto, grazie al pubblico. Me ne andai al bar da piazza, il bar famoso della piazza che si chiama U Bar da Piazza di Don Peppino Baddisicchi. Entrato. Ma perché deve dire tutto? Chi è Don Peppino? Scusi, Alla Rosa, nel paese ci chiamiamo solo Popecco. Questo lo so, nei paesi si usa. Lei cerca un signor Pappalardo e cu conosce. Certo. Ci dice no, Pippo Avuso, perché se va via e subito sanno qui è. I cognomi non dicono niente. Vabbè. E questo, mi perdoni, questo gentiluomo che si chiama Don Peppino Baddisicchi, ecco, perché si chiama perché così? È stato sposato, lui si è sposato grande, maturo, e si è sposato con una ragazza molto più giovane di lui. Però lo dice la scienza, non è che lo dico io, perché io sono anche uno che legge di scienza. L'uomo può fare figli, può procreare, ma magari a 80 anni. È la donna che deve essere di un'età giusta, perché è la donna che poi che lo porta avanti, che partorisce, la donna, una cosa meravigliosa, cresce dalla vita, crescere in figlio, una cosa a un certo punto questo si sposa con questa donna e figli non ce ne venivano. E allora le malelingue del paese a colpa di dito. Don Peppino Baddisicchi. Quindi gli hanno affibbiato questo soprannome antipatico. Questo peccoro, che poi, perché Dio è grande, e poi lui li ha smentiti a tutti. Perché poi dopo circa 12 anni di matrimonio sua moglie restava incinta. Ah, bellissimo. È rimasta finalmente e nasce un biccerino. Ma che era successo nel frattempo? Nel frattempo era successo, come Dio si faceva sempre più bicchieretto, aveva preso un giovane aiutante, andò a bar.
Non capisci, sta risata, non capisci? Se quel signore invecchiava lentamente e non ce la faceva più con le sue forze, si è fatto aiutare da un giovane. E che giovane era? Era un giovane che ha fatto un'opera di bene, perché ha preso un giovane marocchino. Giovane marocchino al bar, sì. Con sta pelle olivastra, scura, di capelli rizzi, niuri. Sua moglie a restare tanto impressionata, come potete fare un biccerino olivastro, chi capelli rizzi. È l'impressione, l'impressione che fa brutti scherzi. Però finalmente Don Peppino ha smentito il paese perché il figlio ci ha dato una risposta a tutti. Ci ho un figlio, sono padre. Bravo. Quella mattina, signora Rosa, ancora come ci penso, guarda, marrizzoni di carne. Vedo. Mi si ingrespa la carnagione, stavo da tagliare. Ancora appena io entrai. Bravo. Appena io entrai. Qua ci vorrebbe l'applauso, sapete perché finalmente ha centrato un passato remoto. Entrai, bravo. Ho fatto un ragionamento di logica. Picchiandura era andai, non puoi essere altro che andrai. E vabbè, giusto, sei arrivato per logica, bravo, per associazione. Appena entrai in quel bar, che la macchina scinnì. La macchina la mise manca a moto, perché siccome è di salita, però se siete sopra è decalata. Certo. È la stessa strada. Se siete sotto è decalata, se siete sopra è decalata. Giusto. Cioè io con la macchina me la sai arrovai, come arrovai d'abbia in coppo di freno. I freni non tanto funzionano, poi io ormai dopo il sportello ne esce i piedi. Va bene. Arrovai, c'era una sterzatella verso la banchina, pum, e si fermava. Nella Rosa, appena entrai, ma ancora piatti, sapete quando ai bar ci sono i tendini? Sì, soprattutto nei paesi. E poi per non fare traseri i muschi. Don Peppino è un animo così delicato e gentile che la tenda ci ha messo pieno di fare nascere i muschi. Per tenerla dentro al bar. Dentro al bar, si ci affeziona. Appena che spostai la tenda così e feci un passo e disse: signori, buongiorno a tutti. Come si possono fermare tutti? Tutti! C'era chi che si stava domando la sigaretta, sta musca là con mia. E non abbiamo neanche le tendine, pensi un po', quindi se avessimo le tendine... Ma che è vero che i muschi vanno dei più belli? Le mosche vanno un po' dovunque, stia attento. Sì, c'era uno che si stava domandando la sigaretta, restava così, che si consumava un posporo e ci domandava uito. C'era un Caruso che stava stringendo la levetta per fare un caffè, appena vista la mia restava così. Chiedo che ci stava mettendo un zucchero, una tazzina di caffè, un zucchero si fermava dall'aria! Che io appena entrai... Era tale il clima di stupore, di dramma che c'era, che si è fermato anche lo zucchero in aria. In aria. Infatti io appena hai visto disse, ma chi hai un potere caparo normale? Perché i bloccai a tutti. Mentre facevo questo ragionamento, di dietro il bancone esce Don Peppino Badesecchi con la mano tesa, così, che pare che avevo morto davanti alla casa. Io restai rimminghilonito totale. Sì, capisco. Questo mi dà la mano, io ci stringe la mano e mi fa: caro amico mio Letterio, tante sentite coglionanze da parte mia e di tutti i presenti. Senta, ho capito che lei voleva dire un'altra cosa. No, non quello che ha detto, condoglianze. Coglionanze da parte mia e di tutti i presenti qui. Io arrestai e disse: ma perché? Che cosa è successo? Io ci disse che cosa è successo. I si hanno reso conto della graffa che avevano fatto. Perché hanno capito che io non ne sapevo niente e che mi dovevano dare la mala notizia. Che lei non aveva saputo nulla. Ma che cosa? Ma perché niente sai? Ci disse: niente so. Che cosa dovesse sapere? Dice: tuo cugino Alfio. Come mi disse tuo cugino Alfio. È sempre suo cugino. Che io saccio che stava in una palestra. Ci disse: che cosa successe? Dice: tuo cugino Alfio è condannato malissimo. E che da banna Caccabana, sta diventando purpo. No, mi disse, no! È all'ospedale, più da banna Caccabana. Signora Rosa, il cuore, il sangue parla. Appena mi disse sta cosa, torno indietro, mi avvio da macchina, metto in moto, mi avevo persa la cosa.
aveva perso un chiovo, non lo trovava. Finalmente lo trovai sotto il tappetino, c'è zicco un chiovo, arruggiato, perché allora non parte se non è arruggiato, perché se non è arruggiato ci scende, certo, non fa... invece è arruggiato all'ippa, giro, mette a moto. Non fa presa, Che di 40 leoni che hai un tuo motore non partevano, c'è datemi una motore, le carrozze mi spingono, metto a moto, ne partì, manco passarono meno di 4 ore, meno. Mi presento all'ospedale rapido, Garibaldi di Catania. Sì. Che arrivo all'ospedale, meno male che c'era, lo sapete che l'ospedale Garibaldi da parte della piazza di sotto, come si chiama? Piazza Santa Maria. Piazza Santa Maria di Gesù. Di Gesù. Sì. No, c'è un massaggio a livello, c'è a sbarra. Cosa c'è? C'è il massaggio a livello. Il massaggio a livello. Meno male che a sbarra trovai i sacchi. Sì. Che mi zicco, signore miei, arrivo a giù parcheggio, lascio ieri da macchina, che mi tolevo. No, chi si sta attento alla striscia bianca, alla striscia gialla, alla striscia... Ma che le interessa? Dai, chiamai un parcheggiatore che era lontano, che diceva... Così, cioè, con delicatezza. Questo finalmente salutavo, perché ci faceva così, io per fare monotanga, io ci facevo così e io non mi facevo così. Ciao, passo con salutare. Va bene. Allora ci cominciai a fare così, io ci facevo così e non mi facevo così, come dire, che vuoi? Ma che voglio bene? Che voglio? I caramelle, sul parcheggiatore, sogno con la macchina, cosa posso volere da te? Poi questo finalmente viene, appena arrivavo c'è il giovanotto, stai all'ospedale per un caso di urgenza, indecanna la macchina. Sì. Ti regoli che cosa ti stai lasciando. Bravo. Chi da Italia mi dice, perché torna per pigliare così là. Liscio. Ci ha dato una temporata.